Visitivos hemos hoy de Sogolostio y nos bata una exposición de fotografías medio interesantes, ya de ambientes, ya de herbas, como naidamos aquí en Franco, naidamos aquí nos a illustrare un poco e a spiegare hanno esposto qual è l'intento e poi viene a un poco qualche cenno delle attività del Sogolostio. Tanto Franco, sarà aperto torra o canno puro, può portare aperta? Sì, noi siamo l'associazione Sogolostio, un'associazione che è in attività Vitti e tutto quanto il territorio dei dintorni, anche mezza Sardegna, già da oltre 25 anni. E tutti gli anni per Vitti che ci ospita come sede, la meditazione ci ha messo a disposizione anche la stanza e tutti gli anni esponiamo delle foto che sono state scattate dal nostro socio anni fa, ce ne ha fatto nome, noi le abbiamo incorniciate facendo dei bei quadretti e poi esponiamo un erbario frutto del lavoro di tutta quanta l'associazione realizzato oltre 20 anni fa, raccoglie, sono centinaia di quadretti, raccoglie erbe del territorio di Vitti. Per ogni quadretto c'è una scheda che illustra il nome sardo, il nome italiano, il nome scientifico. E tra l'altro quando esponiamo ci sono a disposizione due esperti, Giorgio Sai e Giorgio Bitti, che sono disponibili per illustrare a cosa servivano queste erbe, per che cosa venivano utilizzate. Crediamo di fare cosa utile per la gente, perché viene a trovarci e per il nostro paese. Questo è quello che facciamo tutti gli anni. Ecco, queste fotografie finché sono in occhio sono di diversa zona, la zona pistichese. Le foto sono tutte del territorio di Vitti. Alcune, per esempio questa, questa riprende il Pozzo Sacro di Lomateso, è una bellissima fotografia particolare. Dai basso. Scattata dal basso verso dove deposita l'acqua verso l'alto del mondo. Abbiamo anche foto particolari, per esempio questo è molto bello, questo è un fenomeno che si verifica a Vitti, Monte Lullo, no? Quando dopo una pioggia abbondante. La sprena. Scende per un'altezza di 20 metri in 3 tronconi. È molto bello sono 3 tronconi. Abbiamo anche promuoviamo naturalmente il parco di Tempilova. Noi promuoviamo quel parco perché ci andiamo spesso, lo conosciamo. Per esempio questa foto è una foto particolare che è una ripresa dal Parlamento del lago Osana. Il Parlamento riprende il lago e il Monte Tempilova con riflesso serale al tramonto. È un aspetto particolare. Questo è un fiore che si trovava nei laghetti a fine maggio e primi di giugno all'Impea. Prima dell'alluvione del 2013 questi laghetti sul Burgo erano coperti da tutto la ferma questi fiori. Purtroppo nel 2013 l'alluvione Si è appiccato tutto. si stavano ricostituendo prima del 2020 l'altra alluvione. Quindi che ha tirato sul semene praticamente. Sì, speriamo che col tempo si Ritorna magari qualche cosa per restata, certo. Qui mettiamo a disposizione dei piani dell'ente parco, come ho detto prima, e qui sono esposti poco più di 30 quadretti di tutte erbe del nostro territorio, però ne abbiamo in sede altri oltre 100. Vorremmo che il Comune possibilmente trovi una sistemazione per una esposizione di questo erbario perenne che rimanga a disposizione di chi per un certo periodo erano esposte nella scuola elementare, nei corridoi della scuola elementare. Poi la pandemia nel 2020 con una circolare ministeriale ha costretto tutte le scuole a togliere quanto era appeso nelle pareti delle scuole. Per un problema di sicurezza certo. sanitario. E allora le abbiamo recuperate
state riprese noi, dobbiamo rimetterle a disposizione di tutto il paese. Questo è quello che stiamo facendo. Bene, bene. Quindi l'attività di Sugolosti è sempre attiva, ha diversi membri, insomma, iscritti. L'associazione è attiva da oltre 25 anni. Contiamo un centinaio di soci, gran parte di Biti, ma anche di tutti i dintorni, dei paesi vicini, della provincia. Insomma. Abbiamo soci che vengono con noi anche da Sassari, anche da grandi distanze. Cioè è diventata attrattiva come associazione. Sì, tra l'altro Sugolosti 25 anni fa era un precursore di questo tipo di attività, di escursionismo. Dal 2020 ha preso piede. Comunque con la promozione abbiamo lavorato anche in tutta quanta la Sardegna, per cui oggi la FIE conta, la Federazione Italiana di Escursionismo, anche per il lavoro che abbiamo fatto noi, oltre 10-11 sedi, un po' in tutta quanta la Sardegna. Quindi c'è una forte ripresa di questa attività dell'escursionismo, camminare è ritenuto anche dai medici un'attività salutare che previene malattie, è una cosa che... Ah, che bene, pure la salute. Bene Franco, ti saluto, che come andare a cagare. Grazie. A me sorridere, addio.